si è fatta molta fatica ad avviare in tutta sicurezza l'anno scolastico. Fare un concorso con tante persone diventa secondo me un po' rischioso. No comment, no comment, guardi. Però la data del 22, perché ci sono tante polemiche su questa data del 22. Speriamo che slitti, sì, anche per gli inconvenienti che si creeranno a scuola, dal momento che manca organico. Si dice, manca l'organico, devo andare anche a fare il concorso? Non andiamo più a scuola, si possono chiudere le scuole. Quindi in un momento come questo di emergenza è conveniente secondo me slittare il concorso. A parlare sono proprio loro, delle insegnanti precarie in attesa di stabilizzazione, quella stabilità che promette il concorso straordinario del 22 ottobre che nel Vicentino riguarderebbe circa 3.000 precari. I dubbi, le perplessità non mancano, il rischio Covid, lasciare le classi scoperte quando c'è ancora carenza di insegnanti e l'anno scolastico iniziato zoppica tra casi positivi, seppur pochi, e classi che entrano in quarantena. Un concorsone che arriva in ritardo a scuole già iniziate quando la questione della carenza dei professori è annosa e ad ogni inizio anno scolastico i dirigenti devono riempire le caselle degli insegnanti che mancano.